Ho chiesto anche ieri ai miei ingegneri quando sono stato in azienda, se piovesse quanto dovrebbe piovere. È un auspicio e mi dicono: "Sì presidente, dovrebbe piovere 3 mesi, ma quello che piove adesso lo vedremo nelle fonti di pianura a settembre-ottobre". In Veneto a febbraio sono mediamente caduti 3 mm di pioggia, gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono pressoché nulli, meno 96%. Per ritrovare una situazione simile bisogna tornare al 97,4 mm. Il dato emerge dal rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto di ARPAV. Nell'ultimo anno ha piovuto 50 giorni in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Le portate dei fiumi come il grado di riempimento dei serbatoi montani sono ben al di sotto della media. Le risorse nivali registrano un meno 49% e ancora 1 metro di falda in meno rispetto ad un anno fa. Una situazione di una drammaticità assoluta per il direttore di CIA Veneto. Se l'anno scorso era una situazione difficile, oggi è una situazione drammatica. Fra qualche giorno iniziano le irrigazioni, il piano irriguo dei consorzi di bonifica e se la situazione è di questo tipo, sicuramente non arriveremo ai primi di maggio per l'irrigazione. Se continuerà così, il settore agricolo dovrà fare i conti con perdite di produzione pesanti. 1 miliardo di euro è stato l'importo dell'anno scorso del danno che ha provocato la siccità solo nel Veneto. Quest'anno sicuramente questo importo aumenterà in maniera anche importante. Il settore agricolo va verso un significativo razionamento dell'acqua, escluso invece per le utenze domestiche. Importante però l'impegno dei cittadini con un cambio culturale di abitudini, non lavando l'auto o innaffiando le piante con l'acqua potabile, rinunciando alle piscine domestiche, una piccola consuma come 80 nuclei familiari, spiega Alessandro Bonet, che nei giorni scorsi era a Villaverla insieme agli altri gestori idrici del Veneto per elaborare un piano di sicurezza dell'acqua per affrontare con un sistema collaudato eventuali rischi, che si tratti proprio di siccità o di uno sversamento o di un guasto, un esempio esportabile al resto del paese. Il fatto di monitorare i rischi, di, monitorare costantemente le risorse idriche e il trend stagionale, ci consente di affrontare momenti di crisi come questa sapendo anche quali possono essere le contromisure.